Se rido ti senti bene, se rido ti senti bene, amore se mi vuoi bene, basta che ridi solo un po'. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Buonasera a tutti, è un piacere vedere questa sala nuovamente affollata per l'ultima volta che sono stato qui in occasione. Nonostante la pioggia. Nonostante la pioggia, esatto, la giornata che non è proprio delle migliori. Niente, molto in velocità, come ha già detto Max, questa serata è stata organizzata dall'Avis di Padova, comunale e provinciale. Ne faremo poi un'altra il 23 di dicembre, quindi tenetevi già tutti pronti. Penso che chi segue questa manifestazione da tempo sa già chi è l'Avis e sa come opera nel territorio. Noi nella nostra comunale di Padova abbiamo molta necessità di sangue perché, come sapete, l'ospedale di Padova opera e fa molti trapianti sia a livello regionale che nazionale, quindi di sangue c'è sempre molto bisogno. Vi ringrazio ancora per essere intervenuti e un buon divertimento. Un saluto anche da parte mia, da parte dell'Avis provinciale di Padova. Comincia ufficialmente Riso con sangue, la nuova stagione con un sacco di nuovi volti, anche con numerosi ospiti. Che sta facendo? Cosa? Sono venuto da Rovigo con una nebbia, ma una nebbia. Mi sono perso. Una salita improvvisa, una discesa improvvisa, una salita improvvisa, una discesa improvvisa, una salita improvvisa, quella una discesa improvvisa. Ero finito in un centro commerciale, pieno di scale mobili. Mia suocera mi fa delle tante deficiente, come che a volta che mi sono sposato, era mia suocera che sapevo che mi sposavo, ha detto guarda che sia un posticino in casa tua che vengo, un angolino per me. Mica ho fatto a casa tonda. Questa sera Guido Marangoni. Buonasera, mamma mia, tanta gente, ciao Padova! No, buonasera a tutti, allora mi presento, sono Mr. Megabit, il vostro nuovo esperto. Scusate, il vostro nuovo esperto di informatica. E il mio parroco si è arrabbiato tanto con me, perché io entravo in chiesa e cliccavo tutte le icone. Sei un po' arrabbiata, Mi dà allo sport. No, beh. Sono andato in piscina. Allora vado in piscina, a un certo punto vedo un signore che sta annegando, che sta annegando e gli dico al bagnino va a salvarlo e lui come ti chiami? Come ti chiami? Giulio! E si è tuffato, ha fatto salva con noi. Ciao Roberti, ciao! 2 di coppe. Che sto in bagno, 2 minuti. Dai, stasera. Addio mamma signore. Vieni tesoro. Oh, che stracca che su stasera non ne posso più. E da stamattina è avanti in drio vestire i fioi e il cane e oseo piccolo e oseo grande e inseparabili. Non so stracca, non ne posso. Addio mamma, senti Reni. E stasera è una serata molto particolare. Ah sì? Lo sai che sera è questa sera? Sì, è un anno che ti si casa da lavorare. Ho fatto un pensierino per coronare il nostro anniversario. E cosa sarisce sto regalo? Guarda sotto le coperte dalla mia parte, lo puoi vedere. Che piccolo che sei. Ma che è piccolo sa. Vincenzo Emanuello. Visto che sei qua ne approfitto, dai. Max, Sì. sincero, ti faccio una domanda adesso davanti a tutto un pubblico di amici, però voglio che mi rispondi sì. Ti piacerebbe fare una cosa in 3, 2 uomini e una donna? Una cosa, c'è il sogno, certo. Sì? La donna, certo. Vai a casa che ancora fai in tempo. Vai, Faccio sì, vai. Io dico c'è crisi ma una cosa non la capisco. Una mia amica Gloria ha aperto una ditta e 6 mesi che fa colloqui con gente di tutta Italia, non ha ancora trovato un operaio. Io non ci volevo credere, purtroppo è vero, in Italia non c'è nessuno che vuole lavorare per la Gloria. Sta arriva dopo.
lui prese la pistola dalla sua fontina e mi ha detto: fila via, pusteria, montaggio sul tuo caciocavallo e tornatene a casatella tua, pezzo di Lerdamer. Avrei fatto anche la pecorina per te. Vissero per sempre felici, con fermento lattico vivo. Beh, per andare in giro bisogna sapere l'aereo, se mai stai in aeroporto. Mi fa, dove dove è scritto Gatte? Dove era dentro? E te che dai il biglietto e si arrangia di te cosa che devi fare. Vabbè. No, ma sta signorina anche gentile mi fa, adesso lei con questo biglietto si dirige all'imbarco. No, finalmente. Eravamo fuori all'aeroporto. Vai perché io monto in macchina e sono da fino al tronchetto. Che è Dall'imbarco dove sei per imbarcare? Ma imbarco è il posto dove ci si imbarca in aereo. Perché sui aerei se si imbarca. Ma sui barche se si in aereo, pensa che siamo deficienti, lo so. Che andremo in Egitto, faceva un caldo, arriva avanti uno con un sciò in testa e mi fa. Salam melek e salam. Questa musica mi ricorda qualcosa. Questa musica mi ricorda. Eccolo qua. Sì, buonasera. Ciao. Michele Spampanato. Sono un designer del lusso. Mi ha chiamato sceicco del Qatar. Aveva un po' di raucedine. Sceicco del Qatar, con residenza in Italia, abusa di Vigonza. Sceicco del Qatar qua. Dice che Busa di Vigonza gli ricorda tanto il deserto di casa sua. Non c'è mai nessuno in giro. Proprio la senso. Solermente votasse, camionista da generazioni. Mio padre, camionista, mio nonno, guidava l'autobus nel corriere. Io spero sempre di morire come il nonno, tranquillamente nel sonno, non urlando come i suoi passeggeri. Ho già patito l'arrivo di un altro inverno artico, come l'anno scorso. Mi ricordo una mattina a Ferrara, fermo a un semaforo, 7 gradi sotto zero, tutto bianco di ghiaccio, si affianca una biondina sui Aris. Signore, perde il carico. Sì, sta seminando il carico per la strada. Signorina, è un camion spargisale. Mi lasci fare il mio lavoro, che io non mi diverto. E per sfuggire agli autovelox ho montato i pannelli dello Stealth, l'aereo invisibile americano. Sono pannelli radar rifraggenti che rendono il camion invisibile. In pratica, io passo davanti all'autovelox di 200, lui scatta, però nella foto si vede il sottoscritto a sedere nel nulla, con un branco di maiali volanti attaccato dietro. A chi la manca? Leggende sono passati. Primo è arrivata Stefania Petrone e secondo è passato Guido Maradoni. Grazie a tutti e grazie Padova.